che dovevano essere riformate ancora dalla legge 328 del 2000, siamo l'unica regione a non aver ancora fatto questa riforma. C'è una proposta inserita dentro al piano che prevede la trasformazione di queste strutture in aziende pubbliche di servizio alla persona oppure in fondazioni, che prevede l'accorpamento sul territorio di queste strutture perché magari sono parcellizzate, sono troppo piccole, hanno problemi di gestione, eccetera, e quindi la regione si propone da regia per questo accorpamento territoriale. Sta di fatto che questa agonia, diciamo, di mancata riforma sta diventando un problema per le IPAB, perché c'è una disparità rispetto alle altre strutture private che danno assistenza appunto agli anziani, disabili, eccetera, che le sta mettendo un po' fuori gioco. Vuoi perché hanno strutture ormai obsolete, perché sono nate addirittura l'altro secolo, ma l'altro ancora, no? E quindi hanno bisogno di fare investimenti, di attrezzarsi, eccetera. Ma poi anche perché ci sono dei parametri, diciamo, di costo, degli oneri, del costo del contratto, eccetera, eccetera, che sono diverse rispetto al privato e che le mettono in difficoltà. Quindi noi chiediamo che questa riforma sia veramente la volta buona che venga fatta, portando alla pari il pubblico e il privato in questo caso, perché sennò altrimenti il gioco non è corretto. Mi spiego, la concorrenza è sleale in questo momento. Allora, domande, vado avanti veloce, dopo che lo metto lì. Questo nuovo piano non dice in maniera chiara dove era arrivato il piano precedente. Cioè, tutta la parte dello spostamento dell'asset dall'ospedale al territorio, che era un po' la chiave di volta del vecchio piano, non l'abbiamo vista. Le strutture intermedie che dovevano essere realizzate al posto della riduzione dei posti letto ospedalieri sono nate a macchia di leopardo qua e là, ma saranno sì e no il 20%, poi ci sono anche i numeri comunque, e in questo libretto poi avete qualche dato. La medicina di gruppo integrata, anche questa è un'esperienza che è nata in alcuni luoghi dove prima c'erano le UTAP e lì ha funzionato bene, sta funzionando bene, ma non è diffusa in tutto il territorio, soprattutto nelle aree magari a forte dispersione abitativa, come potrebbe essere la zona vostra qui, o il Polesine o la montagna. E quindi lì c'è bisogno di rimodulare la proposta creando condizioni comunque di parità di accesso ai cittadini, che in questo momento, complice anche la riduzione del numero di medici che stanno andando in pensione e lo sarà ancora per un paio, 2 o 3 anni in maniera massiccia, il rischio è che alcune aree si trovino senza. Prima il sindaco mi accennava che aveva avuto qualche problema di medicina generale. Sta diventando sempre più diffusa questa situazione. Quindi bisogna anche garantire questo tipo di presenze. Poi il tema delle liste d'attesa, poi vi do qualche altro dato, anche che è riferito alla vostra realtà. Poi il ruolo del privato, come dicevo prima, complementare al pubblico o concorrente. Allora, prima ho citato il tema delle equip multiprofessionali, dove adesso entrerebbe anche l'equip privata, ma c'è un altro punto, che è quello dei fondi integrativi. Nel piano si fa cenno a risorse che sono, diciamo, misurate, che a volte non bastano, per cui si dice potrebbe entrare come ulteriore supporto il fondo integrativo. Però attenzione, anche qua i fondi integrativi non tutti se li possono permettere, non tutti hanno la possibilità di accantonare quota parte del proprio stipendio e trovarsi poi, quando andranno in pensione, la riserva necessaria ad avere l'assistenza. Quindi anche questo è un tema giusto da affrontare, ma non può essere semplificato dicendo vabbè, se non c'è il pubblico ci sarà il fondo integrativo, perché non è per tutti, non potrà essere per tutti. E altro tema importante, qui appunto ci sono anche gli amministratori, il ruolo dei sindaci in tutta questa partita dell'integrazione. Io ho fatto anche il sindaco e ho fatto anche il presidente della conferenza dei sindaci per un po' di anni. Io ho visto questa progressiva riduzione del peso del ruolo dei sindaci nelle decisioni.
Quando arriva in conferenza dei sindaci il bilancio di parte sociale che viene finanziato quota parte dai comuni, avete tutto chiaro di come vengono spese le risorse, di come vengono ripartite, di quali percentuali sono a carico del comune e quali sono a carico dell'azienda US? Giro per il Veneto mi pare di cogliere che questo non è. Quindi il ruolo dei sindaci, che sono il primo baluardo, si diceva, no, della salute e della sanità, responsabile della sanità del territorio, è quello, oltre di accogliere le istanze dei cittadini, anche di entrare nelle decisioni attraverso i comitati dei sindaci di distretto o la conferenza dei sindaci. Adesso appunto sono i comitati di distretto quelli che presidiano questo tema, e però nel piano di questo se ne parla in maniera molto molto blanda. Anche questo è un altro tema che noi cercheremo di rilanciare. Allora, avete qua distribuito sul tavolo questo libro bianco sui centri servizi per anziani. Tra l'altro Claudio Sinigaglia, che ha curato un po' insieme al gruppo l'organizzazione, la stesura insomma, di questa cosa, doveva essere presente oggi ma ha un problema di salute e mi ha chiamato proprio 2 minuti prima di iniziare dicendo che si scusa, vi saluta a tutti ma non può essere presente. Allora, rispetto alla programmazione, torno al tema che dicevo prima, dove è arrivato il vecchio piano? Noi abbiamo cercato di raccogliere una serie di dati per capire concretamente come stanno andando le cose, come si stanno comportando i cittadini da una parte e i servizi dall'altra. E non possiamo pensare che il nuovo piano non debba avere questi dati. E li abbiamo chiesti noi, tra l'altro, perché in commissione all'inizio sembrava che fosse tutto scontato, tutto a posto. In realtà ho fatto una richiesta e mi sono fatto dare una serie di dati, che è questo fascicoletto qua, che sono gli accessi ai servizi territoriali, le cure domiciliari, palliative, l'assistenza domiciliare integrata, gli accessi alle strutture residenziali per anziani e disabili, le liste d'attesa per entrare nelle strutture per anziani, per disabili, le impegnative, adesso diremo cosa sono. E vedete un Veneto che è molto diseguale. Ci sono realtà dove l'accesso è immediato, 0 tempo di lista d'attesa, e altre, come la vostra, dove il numero di persone che è in attesa è metà rispetto a quelle che sono già garantite con l'impegnativa. Allora non può essere questa situazione. Perché si è creata questa struttura? C'è stata una delibera, la trovate sempre dentro il libretto ma solo riportato alla paginetta, dove era stato programmato appunto il numero di strutture intermedie da realizzare col vecchio piano. In realtà noi abbiamo una previsione di 1540 posti letto di struttura intermedia, però di questi, di realizzati sicuramente oggi, ce ne sono solo 537. Altri 690 quasi dovranno essere realizzati nel 2018, però mi pare che sarà forse un quarto di questi, forse. Gli altri sono da realizzare da qui al 2019, in teoria, secondo anche gli atti aziendali fatti dalle aziende russe. Però al momento mi pare tutto abbastanza fermo. E questo è un elemento che vi fa capire come il sistema territoriale sia in crisi, sia in difficoltà, perché l'accesso all'ospedale a volte avviene anche, ma avviene in maniera impropria, quindi con un problema di costi, perché io potrei avere la persona in struttura, diciamo, protetta, ospedale di comunità, al costo di 200-250 euro al giorno, e invece ce l'ho magari in corsia, magari in un reparto che non sarebbe il suo, come letti di appoggio, al costo di 6, 7, 800 euro al giorno. E questo per il sistema alla fine è un problema, no? Visto che le risorse sono misurate e non so adesso se il Fondo Sanitario Nazionale verrà ulteriormente ampliato, speriamo di sì, però mi pare che sono tempi di vacche mani. E questo è un tema. Va bene, adesso qui ho la programmazione vostra. Sì. Questa è la previsione per l'ULSS 3
per l'area della ex ULSS 14 Chioggia sono previsti 25 posti, 5 di hospice e 20 di ospedale di comunità. Mi pare che non ci sia niente ancora, dopo che ormai sembra. Non ti pare, è così. Ecco. Vabbè, questo è un altro problema. Poi, eccolo qua. Posti letto per strutture residenziali per anziani. Posti letto ce ne sono tanti, perché c'è stata una delibera della Giunta del 2013 che ha allargato i cosiddetti posti accreditabili. L'assessore era Sernagiotto allora. E i posti accreditabili sono passati da 27.000 erotti a 36.000. Bene, potrebbe dire qualcuno, ma in realtà cosa ha provocato questo allargamento di posti accreditabili? Che chi stava facendo il servizio si è trovato in difficoltà, perché è una concorrenza anche a volte spietata, ma poi l'altro tema è che per entrare in casa di riposo io ho bisogno della quota sanitaria che mette la regione e della quota alberghiera che metto io, famiglia, oppure quando la famiglia non ce la fa, il comune. Cos'è successo? Che la quota sanitaria è rimasta la stessa dal 2009 a oggi, il valore, circa 50.000 euro, mentre il costo di gestione è aumentato in 10 anni e quindi il maggior costo è andato tutto sulla parte alberghiera, quindi tutto sulle famiglie, tutto sui comuni, quando paga il comune al posto del cittadino. Questo ha comportato sicuramente una difficoltà di accesso, tanto è vero che le liste d'attesa si stanno allargando non tanto perché non ci sono i posti, perché la gente non ce la fa a pagare la quota, capito? Ed è un bisogno essenziale la non autosufficienza, che dovrebbe essere garantito come livello essenziale di assistenza. Vado velocemente alla conclusione. Qui avete la lista per ogni ULSS, anzi per ogni distretto ex ULSS, quindi dovete guardare circa a metà, la 114 è la vostra realtà qui di Chioggia. Ci sono 162 persone in lista d'attesa su 295 impegnative, cioè le quote che mette la regione. Quindi vuol dire che ci sono 295 persone servite dalla quota regionale, ma 162, cioè il 55%, non ha l'impegnativa e quindi o se la paga in toto come costo, diciamo, familiare, oppure la persona è a casa e con tutti i problemi che a volte scoppiano magari all'improvviso. Questo è un altro raffronto interessante tra liste d'attesa e posti letto accreditati. Anche qua vedete 114, circa a metà, questo è il vostro dato, il 66% sono sempre 162 liste d'attesa con 244 posti disponibili. Quindi anche qua c'è un problema di parametro che, se voi guardate un po' più su, 105, stiamo parlando dell'ULSS, credo, del distretto del Vicentino, qui abbiamo 0 liste d'attesa e 1553 posti. Ok? E per i centri diurni anche qua stessa roba. Per entrare in centro diurno la 114 ci sono 44 posti e 17 persone in lista d'attesa, non sono tantissime, però il 39%. In realtà quello delle liste d'attesa è tutto. Liste d'attesa e numero di utenti, altro rapporto, 814 in attesa su, questo sono dati 2017, 1204, scusate, no, ho sbagliato, era 13. Allora 162 su 381, quindi il 43% che rimane appunto sempre senza servizio, 17 su 66, il 26%. Quindi quali sono le criticità che noi denunciamo e sulle quali porteremo gli emendamenti al piano per correggerli? E concludo. La non autosufficienza è un livello essenziale e non è giusto che sia in carico alla famiglia. È una tassa occulta, diciamo noi, alle famiglie che va tolta, perché se è un livello essenziale deve essere garantito al 100%. Quindi chiederemo alla Regione di integrare il numero di impegnative e il valore delle impegnative per
portare alla pari tutti i cittadini del Veneto. Secondo, mancano medici e infermieri. Chiederemo per ogni ULSS la lista del fabbisogno di personale e di assunzioni per integrare gli organici che oggi sono in sofferenza. Questa sofferenza è presente soprattutto nelle aree periferiche, perché gli hub diventano chiaramente il punto dove anche il medico che vuole fare carriera, un infermiere eccetera va, è più appetibile, no? E quindi sguarnisce i territori circostanti. Chioggia è un esempio, ma insomma Campo San Piero dove la pediatria è in difficoltà, e Milano lo stesso, Dolo lo stesso. L'invecchiamento e la cronicità sono i temi più diffusi e oggi insomma l'urgenza maggiore. Il ruolo dei sindaci, dicevamo appunto che i sindaci attualmente non possono decidere. Noi vogliamo che sulla pianificazione ci sia il parere vincolante dei sindaci, sulle strutture territoriali, sui posti letto di strutture intermedie, eccetera. Minori e disabili, ci sono, e l'avete visto dai numeri di prima, forti differenze sul territorio regionale e anche all'interno della stessa ULSS, tra un distretto e l'altro ci sono forti differenze, magari accumulate storicamente. L'unificazione delle ULSS non è stata sinonimo di omogeneità, c'è ancora forte disparità. Sicurezza sul lavoro. Il Veneto ha un triste primato dei morti sul lavoro, qui c'è stato un accordo sottoscritto dai sindacati e accolto anche dalla regione, bisogna integrare gli organici perché altrimenti non funziona. Emergenze, non interessa questo territorio, ma il Vicentino e il FAS nelle acque diciamo in teoria potabili che però hanno risolto questa sorpresa, e West Nile. Il Veneto finora ha accumulato credo una quindicina di morti. E non è una cosa che, voglio dire, fossimo stati in altre regioni magari ci sarebbe stata una sollevazione. Io purtroppo ho visto tanto silenzio su questo. Nuove malattie, allora, autismo, celiachia, disturbi alimentari, disturbi dell'apprendimento, sono patologie che si stanno diffondendo soprattutto appunto anche nelle giovani generazioni. C'è bisogno di strutturare un servizio in maniera concreta, stabile e non a spot. Specificità, montagna, laguna, Polesine. Qui appunto Chioggia ha sempre storicamente fatto parte della specificità. Noi riteniamo che ci sia bisogno di parametrare le risorse in base al fabbisogno di salute di questo territorio, con i costi che comporta il fabbisogno e la risposta al bisogno di salute. Ultima cosa, gli investimenti. Voi sapete che annualmente c'è una quota di investimenti che viene assegnata dal nazionale alla regione e anche una quota parte del fondo regionale riservata agli investimenti. Purtroppo il Consiglio regionale di questo, almeno la minoranza, l'opposizione, viene a sapere solo a cose fatte. Quindi non c'è un percorso trasparente, queste sono le priorità, andiamo in commissione, decidiamo, diamo un voto sulle priorità in modo tale che tutti sappiano dove vengono spese le risorse. Scopriamo dopo la delibera che ha assegnato a Tizio perché è amico di Caio, eccetera, eccetera. Questo non può funzionare nel 2018, insomma era un metodo che usavano in altri tempi ma che purtroppo vale. Ecco, io chiuderei qua, ma dopo se ci sono altre domande integriamo, e nel libretto qua appunto sulla parte dei servizi per anziani soprattutto trovate molte altre cose che non ho il tempo di dire adesso.